Allora, ci avete accompagnato in un viaggio incredibile che non immaginavamo che potesse accadere qualcosa di simile nella nostra regione, almeno io non lo immaginavo. Com'è stato entrare in questa opera così straordinaria da documentaristi e che quindi dovete, come dire, raccontare quello che accade senza interferire, ma poi si interferisce sempre un po', no? Ecco, come avete fatto? Tutti i racconti hanno bisogno di una struttura narrativa. Come si diceva prima, il fatto di iniziare a raccontare una storia senza sapere esattamente che cosa può accadere è una bella sorpresa per tutti. All'inizio abbiamo cercato di trovare delle chiavi di lettura della storia, però nel work in progress queste chiavi di lettura man mano venivano meno, perché eravamo partiti da un'idea di raccontare la storia di questa squadra, di questo gruppo di persone che lavoravano, quindi il dietro le quinte, ma il dietro le quinte. E poi a un certo punto ci siamo accorti che questo non era possibile, e per cui abbiamo cercato ad esempio anche di trovare altre chiavi di lettura, come quella del passaggio generazionale. Flavio Bacchia, ultra settantenne, prima o poi lascerà il testimone a sua figlia, come di fatto il terzo protagonista, che è Jacopo Briano, è figlio di un ex socio dello stesso Bacchia, quindi ci intrigava anche l'idea di raccontare questa nuova generazione che prendeva in mano la situazione, l'azienda. Invece anche questo non è stato possibile. Poi speravamo anche in tutti i racconti che ci venivano fatti da Bacchia, dai suoi collaboratori, che succede sempre qualcosa, no? Il trasporto si rompe. Qualcosa è successo no, nel senso che loro sono molto bravi, nel senso che hanno appunto 40 anni di esperienza, per cui appunto l'osso che si rompe, no, è sempre una svolta nella storia. Questo non è successo, però per esempio la catena che la mattina alle 6 chiudeva il passaggio del cranio è stata una cosa inattesa e assurda, perché dovete sapere che questo in un complesso industriale dove ci sono anche altre attività, e quindi quell'uscita che loro erano costretti a utilizzare era utilizzata anche da altre realtà, per cui hanno chiuso quella catena e non c'era verso di sfondarla, per cui ha preso la flex e ha tagliato un lucchetto, e chiaramente poi Flavio si è arrabbiato con noi perché pensava che fossimo noi responsabili del ritardo del montaggio in Piazza Unità. Invece noi non c'entravamo nulla, c'è stato un problema con la catena. Per cui sì, in realtà ci sono diverse chiavi di lettura, che poi c'è stato un percorso ovviamente di scrittura eccetera, però poi alla fine siamo anche tornati all'idea originale, per cui alla fine questo passaggio generazionale c'è, si vede, ed è una cosa reale che esiste, e c'è un passaggio generazionale, come abbiamo visto, anche rispetto alla visione, perché poi alla fine nuove leve hanno un modo di lavorare diverso da diciamo la vecchia guardia, per cui c'è tutto il discorso della stampa 3D, che comunque volenti o nolenti è il futuro per diversi lavori, e chiaramente il gesto artigianale si va un po' a perdere. Però anche questo è interessante, perché comunque come in tutti i lavori appunto c'è una parte forse più artistica, un po' più poetica, che però viene sostituita da un'altra parte comunque altrettanto interessante, altrettanto artistica e poetica in un altro modo, insomma. Io ho visto anche un'altra chiave di lettura, che è quella del rapporto tra chi opera in un settore che diventa economico molto importante e il mondo scientifico. Com'è stato il rapporto con il mondo scientifico, appunto, che voi avete
intervistato? Io appunto effettivamente ho un background di giornalista scientifico e anch'io avevo un'idea che poi in realtà, nonostante mi occupi di questo da più di 20 anni, è stata scardinata, perché comunque anch'io pensavo che il rapporto tra l'accademia e il mondo imprenditoriale, in questo caso nella paleontologia, fosse molto netto. In realtà non è così, perché soprattutto in questo caso ci sono due università importanti che hanno collaborato all'analisi e alla ricerca di questo esemplare e hanno pubblicato su una rivista legata a Nature, quindi una pubblicazione molto importante che altrimenti non avrebbero potuto fare. Non è sempre così, perché comunque esiste il tema del rapporto tra collezionista privato in ambito paleontologico, ma come esiste lo stesso rapporto rispetto all'arte o all'archeologia, cioè bisogna sempre vedere qual è l'accesso. Neanche farlo apposta, questa è una storia a lieto fine in tutti i sensi, perché poi abbiamo visto che chi ha acquistato lo scheletro l'ha poi donato a un museo, quindi reso pubblico. Flavio Bacchia e il suo team hanno comunque reso pubblico sia alla cittadinanza in modo gratuito, sia in Piazza Unità, sia poi anche durante tutte le fasi di elaborazione. Questo non è affatto scontato, come non è scontato dare soprattutto l'accesso al mondo della ricerca. A volte questo non avviene. Quindi questo è un altro capitolo, comunque altrettanto interessante, però la cosa appunto effettivamente interessante è che abbiamo visto che lo stereotipo privato versus musei versus accademia molto spesso non c'è, e anzi in questo caso appunto c'è stata una collaborazione efficace e fattiva, insomma. Sì, perché di fatto il lavoro fatto dall'università legittima il lavoro dell'imprenditore privato, quindi quello che loro affermano, che in effetti è vero, è che diversamente il pubblico non sarebbe in grado di fare un'operazione di questo tipo. Il lavoro di sinergia è un modo per riuscire entrambi a raggiungere gli obiettivi che sono prefissati. Sì, e quel lavoro ha anche contribuito ad aumentare il valore economico a produrre anche una narrazione, perché chiaramente se tu acquisti un prodotto, perché di questo si tratta, con una storia alle spalle, quindi stiamo parlando di un essere vivente di cui si sa anche la causa probabile di morte, cosa che non è facile neanche con gli esseri umani, figuriamoci un essere vissuto 65 milioni di anni fa. E questa è una narrazione potente, è stato incornato da un altro triceratopo, si sa anche è un animale che ha sofferto, che appunto ha avuto una ricostruzione ossea, quindi lo si sente anche più vicino, no? E quindi questo ovviamente dal punto di vista della vendita garantisce una narrazione, un appeal in più a un prodotto che in parte, come abbiamo visto, è anche molto artigianale, anche molto artistico. E dall'altra però offre l'opportunità appunto ai ricercatori di studiare un esemplare che altrimenti non avrebbero potuto studiare, insomma. Sì, perché un particolare che all'inizio, quando si parlava di quelli che erano i loro obiettivi economici, la prima cosa che ci hanno detto è sì, sai, è un erbivoro, quindi non vale come un T-Rex che è un carnivoro. Qual è la differenza? Sì, perché ovviamente lo storytelling di un animale carnivoro e quindi un animale aggressivo ti porta a aumentare il suo valore economico. Quando si è scoperto che c'era questa ferita, allora improvvisamente lo storytelling che loro potevano utilizzare è diventato più forte e quindi anche commercialmente era molto più appetibile. Un T-Rex costa molto molto di più, nel senso che tra l'altro questo è un dinosauro molto iconico, nel senso che no, c'è il T-Rex, c'è il Triceratopo, lo Stegosauro, insomma ci sono dei dinosauri abbastanza noti. Questo però, se andiamo a vedere le aste dei T-Rex, anche il triplo, il quadruplo, è stato venduto mi sembra a Christie's un esemplare T-Rex recentemente mi sembra, non vorrei dire una stupidaggine, a intorno ai 20 milioni di euro. Per cui se 7 milioni e mezzo di dollari, 7 milioni e mezzo vi sembrano tanti, e tra l'altro
un'altra particolarità è che spesso sono animali compositi, cioè da più esemplari. Questo era completo al 60% da un unico esemplare, per cui, però comunque non c'è niente da fare, il T-Rex è più figo, insomma. E c'è molta attesa nel film rispetto all'uscita in Piazza Unità. Ci raccontate com'è stato filmare quel momento? E l'uscita della porta? Sì. Ma non solo della porta, l'arrivo anche in Piazza Unità. Beh, quello della porta è, cioè, sembra qualcosa di scritto, in realtà è così. Cioè, loro volevano a un certo punto segare a metà il cranio, che a me sembra una roba completamente fuori di testa. Però era effettivamente l'intenzione quella di segarlo, e avete visto, cioè, ma ci sono evidentemente dei vari problemi, però in realtà appunto l'ha risolto. A me sembrava una stupidaggine, no? Il discorso della porta, vabbè, come ha detto Jacopo, si butta giù una porta, che vuoi che sia. In realtà non è così, e per quei pochi centimetri non riuscivano a farlo uscire. Con l'incognita poi ovviamente ti accade una cosa del genere a Trieste e vabbè, ti accade una roba del genere a Parigi a un giorno dalla vendita all'esposizione, insomma noi ovviamente speravamo in quello, ma non è successo e è andato tutto bene, insomma. Sì. No, ma poi appunto raccontateci anche questo evento per la città, no? Come l'avete vissuto anche voi che eravate presenti? Caldo. un caldo terribile. No, è iniziato prima dell'alba perché, come avete visto, era ancora buio ed eravamo d'estate. Poi c'è stato questo colpo di scena della catena, poi questa incazzatura perché eravamo in ritardo e continuavano a chiamarci dicendo ma allora noi non c'entriamo niente. Sì, avevamo rallentato un po' il percorso perché avevamo solo una camera e quindi avevamo chiesto di andare un po' più lenti in modo tale che le potevamo sorpassare e fare ancora qualche altra inquadratura. No, la cosa interessante è che alle 6 di mattina, come avete potuto vedere, ce n'erano tantissime altre, poi ovviamente nell'economia del lavoro selezioni quelle più interessanti, c'era tantissima gente che passava in piazza e si fermava sbalordita a vedere quello che succedeva, e tutti ovviamente c'era un signore con macchina fotografica e cellulare, alternava la macchina fotografica e lo smartphone, continuava a fare scatti, ecco. Poi alle 9 finalmente la situazione è tornata sotto controllo perché avevano completato il montaggio, e poi è arrivato il sindaco. Ci sono un po' di battute attorno alla figura del sindaco che a detta di Bacchia assomigliava un po' a Big John, come stazza, come modo di essere, poi non è stato inserito nel lavoro. Sì, che ovviamente se avete presente i Simpson, insomma, cioè, questo mi è stato detto, Renata Refero da appunto è il sindaco di Simpson, effettivamente è lui. No, alla fine poi si è trasformato il tutto in una sagra di paese, che era esattamente quello che non voleva Jacopo, no? Non voglio che si trasformi in una sagra, però si è trasformato in una sagra di paese, ma è stato bello così, nel senso che poi sì, è andato a Parigi, era tutto molto più serio, però tra l'altro lì se andate a Parigi andate a Drouot, che è questo posto assurdo dove lì veramente si dovrebbe fare un altro documentario, cioè arrivano delle casse, come vedete anche nelle serie, con libri sparsi, ed è esattamente un supermercato, cioè fanno un'asta, poi ne fanno un'altra, ed è libero, l'accesso è libero, quindi se andate a Parigi andate a vedervi questo posto, anche perché mettono all'asta anche quadri importanti, opere d'arte importanti, orologi, cioè di tutto, veramente di tutto, ed è effettivamente un mondo che io non conoscevo ed è abbastanza incredibile. È un supermercato fondamentalmente per la gente con soldi, un centro commerciale, insomma, sì. Beh, è molto interessante anche che fate emergere proprio questi flussi di denaro che io ne ignoravo completamente l'esistenza, poi cioè evidentemente c'è proprio anche una ricerca, questi scheletri vengono anche rincorsi quindi a livello internazionale.
Sì, c'è un mercato, infatti a un certo punto è girata la voce che ci fosse Brad Pitt a Parigi, perché Jacopo ci ha detto a un certo punto è arrivato uno tutto bardato, non voleva farsi riconoscere e secondo lui, non so secondo chi, poteva essere Brad Pitt, che non è una stupidaggine, perché Brad Pitt, Nicolas Cage e altri matti comunque investono, perché alla fine piuttosto che investire in un quadro brutto, piuttosto investi in un dinosauro che è almeno più divertente e puoi dar sfogo alla tua infanzia, insomma, quello che volevi da piccolo. Io volevo un dinosauro, poi non ho i soldi, per cui non ce l'avrò. Però. Un po' lo spazio. Neanche lo spazio. C'è già la domanda senza che io lo proponga. Benissimo. A un certo punto ho detto che per qualche motivo la ricerca ostacola, no? Non c'è un accesso facile al mondo della ricerca. Perché? Una domanda ingenua, ma per quali sono i motivi? Ci sono diversi motivi, nel senso che la risposta più semplice è: quando ci sono in circolo tanti soldi, ovviamente si tende anche al segreto. La ricerca però in quanto tale deve essere aperta. Quando sorge effettivamente il problema, oltre a dare accesso alla ricerca, poi tu devi continuare a fare appunto gli studi, eccetera. In questo caso, questo dinosauro era piuttosto noto alla scienza, nel senso che al mondo ci sono più o meno, se non ricordo male, 11 scheletri completi di Triceratopo, più svariati teschi, tantissimi. Per cui diciamo è piuttosto noto come esemplare. Ci sono casi invece di fossili anche più piccoli, che magari tra l'altro provengono da zone non ben identificate, no? Perché poi c'è anche un vuoto legislativo, soprattutto in Italia, eccetera. Per cui, proprio perché a volte non si sa bene la provenienza, ma come anche nelle opere d'arte, si tende a non dare accesso al mondo della ricerca. In questo caso appunto non è andata così, e loro avevano tutto l'interesse ad aprire le porte alla ricerca. Però è capitato anche recentemente che per alcuni fossili messi all'asta non sia stato dato completo accesso agli studi, insomma. Sì, arrivo. Beh, intanto grazie, perché ci avete fatto conoscere una realtà davvero unica, straordinaria, e sapere di averla a pochi chilometri da qui è veramente molto interessante. Volevo sapere, lo staff di Bacchia, io ho contato 5-6 persone che lavorano proprio concretamente al restauro e alla ricostruzione. Che professionalità hanno? Cioè che tipo di formazione hanno? Perché lui è un geologo, mi sembra di aver capito, ma loro cosa sono? E poi vorrei sapere se stanno già lavorando a qualcos'altro. La vecchia guardia, diciamo, sono scalpellini. Infatti mi hanno chiesto se voglio una lapide un giorno, loro me la fanno. Non è una battuta, è vero. Però ovviamente con il tempo si sono anche formati, insomma. La nuova generazione invece, diciamo, studia, insomma. Elia, quello molto alto, lui appunto credo anche lui un geologo, perché poi in Italia le facoltà di paleontologia sono anche molto nuove, per cui sì, la formazione dei vecchi, diciamo, lavoratori è quella veramente dell'artigianato puro, dell'artigiano. Le nuove generazioni, per esempio sempre Elia è anche un paleoartista, cioè se andate a dare un'occhiata al profilo Instagram, lui disegna dinosauri, che è una roba complessa, nel senso che considerate che per capire la postura di un dinosauro, eccetera, devi anche capire e ipotizzare anche tutta la biologia, tutte le parti molli. Noi non conosciamo un sacco ci mancano un sacco di informazioni sui dinosauri in generale, perché tutti i tessuti molli ci mancano, non sappiamo ovviamente il colore, eccetera, eccetera. Però in questo momento la paleontologia sta vivendo un periodo d'oro, perché le nuove tecnologie stanno aiutando tantissimo a scoprire cose nuove, per cui ci sarà sempre più bisogno di personale specializzato
che da un lato conosca, diciamo, la parte teorica scientifica, dall'altro anche saper maneggiare e operare. E poi tra l'altro c'è anche tutto il discorso legislativo, amministrativo, logistico, che è una roba importantissima, e anche lì è un casino, perché comunque la legge italiana, in Italia appunto la paleontologia è un qualcosa di nuovo, cronologicamente parlando, per cui anche tutta la legge legata anche alla movimentazione di questi reperti è ancora deficitaria, per cui anche per loro è difficile capire dove e come muoversi, insomma. E poi sì, stanno lavorando ovviamente loro lavorano costantemente a tante cose, e adesso stanno lavorando un mammut grande. No, questo lo sai tu. No, nel senso che la scorsa settimana abbiamo presentato Trieste e una domanda simile è rimasta una risposta estremamente vaga, che stanno lavorando a dei grandi progetti, ma comunque pare che il baricentro, ma poi facendo attività commerciale si vendono anche, come dire, si fa storytelling, diciamo, ecco. Pare che il baricentro si sia spostato più sui fossili, sui minerali, perché anche queste aste milionarie non fanno altro che lievitare in alto il costo, come dire, della materia grezza, quindi queste casse con i fagioli, e è sempre un terno al lotto, è una scommessa, non sai cosa c'è dentro, e se fai un incauto acquisto poi ovviamente come azienda questo si ripercuote negativamente, per cui almeno a parole ha spostato un po' il baricentro verso i minerali. Mi chiedevo, se finiva male la storia, voglio dire, se questo dinosauro non veniva venduto, come potevate risolvere il documentario? Vi siete fatti questa domanda? Sarebbe stato un bel colpo di scena, sì. Anche perché, se avete visto nello showroom dove è stato ricostruito, c'erano altri scheletri invenduti ad aste precedenti. Certo, questa, ovviamente, come tutti gli imprenditori, anche Bacchia ha scommesso sulla vendibilità del dinosauro. In effetti l'attenzione alla fin fine non è lo vendo o non lo vendo, perché sì, dipende a quanto lo vendo e se rientro dai costi, perché ovviamente oltre ai suoi costi, l'acquisto e la lavorazione, ci sono anche i costi di intermediazione, i costi della casa d'asta e via dicendo. Ci sarebbe anche piaciuto chiudere in questo modo il documentario. C'è il dinosauro, non so se avete visto alle spalle di Big John, si chiama Zelda, un dinosauro a becco d'anatra molto grande. Quello è un dinosauro che hanno provato a vendere a un'altra asta precedentemente e non l'ha venduto. Ed è un bel problema, perché il costo dell'imballaggio, del trasporto, cioè provate a pensare quando cambiate casa, i cazzi che avete nel movimentare un armadio, delle casse del genere, insomma, si parla di decine di migliaia di euro, per cui portarlo e riportarlo è un bel casino, e non è che metti su eBay e lo vendi, per cui è un bel rischio, e tra l'altro in realtà loro non ci guadagnano tanto cioè il margine su una vendita di un dinosauro del genere è inferiore rispetto ai piccoli fossili, per intenderci. Quindi diciamo il business non è tanto sui dinosauri quanto sulle piccole cose, un po' come alle sfilate di moda, è un po' una vetrina, no? Il grande dinosauro, poi i soldi li fai col prêt-à-porter, insomma. No, siccome so che c'è anche un'altra azienda fra Udine e Cividale che appunto restaura fossili, eccetera, cioè, mi chiedevo, ma siamo noi in una regione che ha un know-how particolare, o questo tipo di business è più diffuso di quanto pensiamo? Entrambe le cose, nel senso che diciamo poi ci sono livelli e livelli. Loro effettivamente sono di questo livello qua, sono
3 le aziende al mondo, perché comunque stiamo parlando di livelli molto alti. E loro appunto a un certo punto lui ha lavorato con musei di Seoul, del Canada, eccetera eccetera. Poi ci sono comunque anche aziende più piccole, ma effettivamente il mercato dei fossili è un mercato comunque interessante sotto tanti punti di vista, e in realtà appunto i fossili sono una cosa e i dinosauri sono un'altra. Ovviamente in Italia, a parte appunto il viaggio del pescatore, non ci sono praticamente dinosauri, però ci sono tanti fossili. Se va a Bolca, vicino a Trento, vicino a Rovereto, c'è un bellissimo sito di pesci fossili, per esempio. Quindi non ci sono solo i dinosauri, ci sono tante altre cose che comunque sono assolutamente legali da comprare, perché insomma, c'è stato un mondo prima dell'essere umano che è durato molto di più, insomma. Volevo aggiungere che in effetti la maestria, la capacità artigianale di questa squadra, ne parlavamo prima, è veramente straordinaria. A me è capitato la scorsa settimana a Berlino, al Museo di Storia Naturale, di vedere un T-Rex immenso, e però gli vai vicino, vedi la tibia e capisci subito qual è la parte ricostruita e quella che invece è la parte reale e vera dello scheletro. Quindi veramente chapeau alla squadra, perché e noi lavorandoci lo vedevamo quotidianamente, non riesci, cioè fino a che non è colorato vedi la differenza, ma quando lo dipingono poi a fine lavorazione tu non ti accorgi qual è la parte reale e quella no. Tant'è che poi nel documentario non c'è, viene presentato anche uno schema di quelle che sono le parti reali e le parti ricostruite. Perché deve essere indicato molto, molto chiaramente, altrimenti si va in galera, cioè nel senso non è una cosa su cui scherzare. Le aste, quello che dichiari deve essere reale, e appunto questo è completo al 60%. Recentemente in Svizzera hanno messo all'asta un T-Rex ed è stato ritirato perché la percentuale di ossa fossili reale non era quella dichiarata. E insomma sono casini pesanti, perché comunque in qualche modo è come vendere un'opera d'arte falsa, no? Per cui... Bene, direi che possiamo chiudere qui. Grazie a Davide Ludovisi e grazie a voi. Dorino Menigutti. E grazie a tutti voi. Buona serata.